Eccoci di nuovo in diretta con A Voi la Linea. Ci spostiamo a questo punto a Pordenone. Fare attività sportiva può essere anche per le persone che convivono con una disabilità un'arma molto efficace per affrontare meglio la vita e anche per vivere nuove emozioni. Magari però a volte è difficile recuperare le informazioni necessarie anche per capire quali sono le opportunità che offre il territorio. E allora ecco che il Comitato Paralimpico Regionale assieme all'azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha aperto oggi a Pordenone il primo sportello informativo per disabili che vogliono praticare un'attività sportiva. E allora ci racconta tutto da Pordenone il nostro Daniele Micheluz. Buongiorno Daniele, a te. Buongiorno da Pordenone, siamo nella sede di Via della Vecchia Ceramica, la sede dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, perché oggi è stato aperto uno sportello particolare, lo sport per te, ogni secondo mercoledì del mese dalle 10 alle 12. Chi ci sarà qui? Il Comitato Paralimpico Regionale, siamo con il presidente Giovanni De Piero che ci spiega intanto che cos'è questo sportello e perché è nato. È nato da un'esigenza molto chiara, che lo sport fa bene. Dobbiamo dare la possibilità a tutti di partecipare e visto che l'ASL è un punto in cui c'è tanto accesso delle persone disabili, abbiamo fatto un accordo col dottor Simon, responsabile dell'azienda, che ci conceda un punto in cui dare informazioni per lo sport più adatto alle persone disabili. Le persone quindi vengono qui e attraverso i vostri consigli riescono a capire qual è la disciplina più idonea rispetto alla loro disabilità. Ce n'è veramente per tutti. Noi non escludiamo nessuno. Anche chi nella sua mente dice lo sport non fa per me perché sono totalmente paralizzato, noi riusciamo a trovare un'attività adatta per lui anche sulle gravissime disabilità. Avete fatto anche un dépliant che spiega e illustra quali sono le varie discipline mettendo a corredo la foto di un grande campione, possibilmente nostrano, e si vede che veramente in tante discipline ci sono dei campioni che sono riusciti a eccellere nonostante grandi disabilità. Diciamo che lì parliamo di atleti a questo punto, perché lo sport fa bene anche fatto con leggerezza. Nel momento in cui diventi un atleta vuoi ottenere il risultato e noi abbiamo in regione degli esempi eclatanti di atleti che si dedicano all'allenamento e ottengono risultati eccezionali. Abbiamo qui con noi anche Giulia Borin, che è un tecnico proprio del Comitato Paralimpico del Friuli Venezia Giulia. Quanto è importante per un disabile riuscire a fare sport? Beh, di sicuro è importantissimo per quanto riguarda la vita sociale, l'autonomia e poi a livello di fisico e cognitivo fa molto bene, fa bene fare sport per i normodotati ma soprattutto per un disabile perché esce di casa, si fa degli amici, si esce, quindi insomma fare sport per loro è molto importante. Ecco, si riesce anche a trovare, possiamo così definirlo, un motivo di vita nello sport, perché abbiamo visto che in alcuni casi alcuni disabili sono riusciti poi a costruire la loro nuova vita proprio per lo sport. Sì, si crea proprio una seconda vita, una seconda possibilità con degli adattamenti che comunque portano ad avere una vita piena e soddisfacente come chiunque, insomma. Quali sono i consigli principali che darete alle persone che si rivolgeranno a voi? Beh, daremo consigli sicuramente sullo sport migliore per loro, ma anche seguendo sicuramente quello che più piace e poi daremo indicazioni sulla società sportiva migliore per diciamo accoglierli e permettergli di fare un'attività migliore al massimo. Ecco, di società sportive ce ne sono tante e anche a livello logistico darete una mano per riuscire ad orientarsi sul dove andare. Certo, daremo tutte le indicazioni sia qui allo sportello ma anche tramite email, telefonicamente, quindi faremo tutto il possibile. Presidente De Piero, questo è il primo sportello in regione, ma la vostra idea è quella di ampliarlo anche nelle altre province? Abbiamo l'obiettivo per quest'anno 2019 di aprire gli sportelli in ogni provincia, non esistono più le province, ma purtroppo noi siamo anziani e le province ci sono rimaste nel cuore, e attraverso accordi come abbiamo fatto con l'azienda 5 di Pordenone e spero in brevissimo tempo di avere il risultato massimo.
Allora, concludiamo ricordando che il secondo mercoledì di ogni mese dalle 10 alle 12 qui in via della Vecchia Ceramica a Pordenone c'è questo sportello al quale vi potete rivolgere se avete una disabilità o un parente con una disabilità per riuscire ad essere indirizzati su quella che è la disciplina migliore, perché fare sport anche da disabili fa sicuramente bene, lo abbiamo visto, ricordiamolo, ai mondiali di paraciclismo proprio recentemente. È stato un avvenimento eccezionale, ma non solo. Noi in Regione ospitiamo avvenimenti mondiali. La prossima settimana, se la nevea, ci saranno i mondiali di sci. Abbiamo avuto come ultimo avvenimento il mondiale di hockey in carrozzina elettrica, dove la nostra nazionale italiana con il capitano Comino di Udine è stata vincente e è diventata campione del mondo. Quindi il Friuli è sempre sulla bocca di tutti gli atleti disabili per l'accoglienza che viene data loro. E anche se non si diventa dei campioni, fare sport fa sempre bene. Grazie al Presidente De Piero, grazie a Giulia Borin. Per questo collegamento da Pordenone è tutto, a voi la linea.